Buonasera a tutti ragazzi, stasera voglio dirvi perché il Vangelo di San Tommaso fa tanta paura. In effetti fa paura alla Chiesa ragazzi, anche perché in effetti diciamo fare che è stato scoperto nel 1945 e questo è il più antico ragazzi manoscritto vicino al tempo vero di Gesù, il Nazareno, diciamo circa 2000 anni fa in Palestina. Un Vangelo di natura gnostica non molto marcata, diciamo ritrovato 50 anni fa e in copto, quindi una lingua diciamo molto antica. In effetti ragazzi, le frasi che stanno scritte in questo diciamo quinto Vangelo, lo chiamano loro in effetti, sono secondo la Chiesa parole apocrife, cioè non vere, cioè viene condannato come un libro, cioè un Vangelo apocrifo, cioè eretico. In effetti, come ben sapete ragazzi, ciao bro, in effetti le prime parole tradotte dal copto sono: il regno di Dio è dentro di te e tutto intorno a te. Non è negli edifici di pietra e cemento. Spezza un legno e io ci sarò, alza una pietra e lì mi troverai. Colui che trova il senso segreto di queste parole non assaggerà la morte. Quindi queste sono le prime parole che dice lui in questa traduzione dal copto giustamente all'italiano in effetti. Quindi in queste pochissime parole ragazzi si racchiude diciamo un po' tutto in effetti. Quindi lui dice che il regno di Dio è dentro di me, dentro di te, è tutto intorno a noi. Non abbiamo bisogno di un edificio di pietra o di cemento, perché spezzo un legno io sarò lì, oppure alzo una pietra e io mi troverai lì. Quindi dice colui che trova il senso segreto di queste parole non assaggerà la morte. In effetti Dio è ovunque. Questa è l'interpretazione perlomeno di questo Vangelo, del quinto Vangelo, che poi è di San Tommaso, non è che è un santo così, quindi però è stato dichiarato eretico dal Vaticano. Perché? Perché giustamente ragazzi metterebbe in discussione milioni di anni di chiese, di edifici, di tante cose ragazzi. Quindi diciamo avrebbe distrutto la Chiesa in effetti se avrebbero detto che questo Vangelo, che poi risale, ragazzi, risale al tempo di Gesù, non è che hanno fatto il carbonio, cioè hanno fatto, hanno fatto diciamo l'esame spettrale della datazione del carbonio, risale in effetti all'epoca di Gesù. In effetti in questo Vangelo ci sono delle parole che Gesù dice all'Apostolo San Tommaso. Lui qua non si parla di crocifissione, non si parla di più o meno come l'uomo deve comportarsi. In effetti qua non ci sta la vita di Dio, di Gesù oppure altre cose, no. Ci sono dei detti che Gesù dice all'Apostolo San Tommaso. Ad esempio un'altra cosa che lui dice di pregare quando volete, non sforzarvi perché nulla è nascosto a Dio. Cioè, se tu non hai voglia di pregare, vai alla chiesa oggi tanto perché lo devi fare, fai un peccato in effetti, perché tu non hai voglia. Gesù lo sa in effetti che tu vai in chiesa, oggi vai giusto perché lo fai per tradizione, in effetti tu vai perché sei abituato ormai, quindi è come una cosa diciamo fissa. Questo sì. In effetti Gesù dice quando hai voglia di pregarmi, preghi il Padre oppure preghi a me. Però deve scattare da te la tua cosa di pregarmi. Io non ti obbligo a pregarmi, non ti obbligo, dice, a fare il digiuno. Io non ti obbligo a fare una cosa che tu non vuoi che tu faccia. Quindi in effetti loro hanno potuto per forza dire che era apocrifo, quindi in effetti ecco perché le parole di Gesù scritte da San Tommaso fanno così paura
da non essere riconosciute dal Vaticano. Dice che cosa si nasconde questo testo scritto in copto? Perché è un Vangelo diverso in effetti. In effetti questo qua è stato trovato nel 1945 a Luxor in Egitto. Durante degli scavi, ragazzi, fu trovata una giara di argilla molto grande, diciamo. È stata spaccata e venne una piccola brocca e uscirono questi rotoli. Alcuni furono venduti, sapete, giustamente al mercato nero, alcuni furono recuperati. Quindi diciamo che stava scritto in copto, anche se si trattava di una traduzione, diciamo, dell'aramaico. No, in effetti dice la traduzione dall'aramaico al copto, dal copto all'italiano è: il regno di Dio è dentro di te e tutto intorno a te. Non è negli edifici di pietra, cioè la chiesa, e cemento, cioè sempre la chiesa, oppure un edificio dove si va a pregare. Dice: spezza un legno e io ci sarò, alza una pietra e lì mi troverai. Quindi in effetti è, dice chiaramente: io sono ovunque, non hai bisogno di andare in chiesa, oppure io sono ovunque. Quindi anche adesso che stiamo qui facendo questa diretta possiamo pregare Gesù, non abbiamo bisogno di andare in chiesa. Diciamo, questo Vangelo di San Tommaso è stato classificato come quinto Vangelo. Quindi, essendo scritto però, state a sentire, anteriormente ai quattro Vangeli, risulta questo apocrifo. In effetti questo qua è più antico dei quelli là originali, in effetti. Quindi pensate un poco, questo qua è quello prima di quelli là che poi la Chiesa ha detto che erano veri. In effetti questo è il primo proprio. Quindi in effetti queste sono le parole del Gesù vivente, in effetti, del vero Gesù il Nazareno, ma qua non si parla di crocifissione, qua si parla di fra, diciamo, questa è una cosa fra San Tommaso e Gesù. In effetti Gesù detta delle cose, San Tommaso dice di non pregare quando tu non ne voglia perché io lo saprò, dice. Quindi quando tu vuoi pregare lo devi fare perché lo vuoi. Quindi se tu pregherai senza voglia io lo saprò. Dice non digiunare se non hai voglia perché io lo saprò. Sì, onnisciente sa con il presente, passato e futuro, sì. Quindi in effetti è questo Vangelo copto che poi è aramaico, in effetti è stato tradotto dall'aramaico. In effetti dice: è inutile che tu preghi oggi se non hai voglia, io lo saprò. È inutile che fai il digiuno e lo fai così tanto per farlo perché io lo saprò. Quindi una cosa va fatta, ciao Federica, se uno ne ha voglia. Quindi in effetti ha ragione questo papiro, in effetti, che questo quinto Vangelo 114 detti, ossia frasi pronunciate da Gesù mentre era ancora in vita. Quindi San Tommaso, diciamo, scriveva quello che Gesù gli diceva. È inutile fare le preghiere fatte a memoria. Io stasera, vabbè, per correttezza mi faccio Padre Ave Maria e cose, me la faccio così, tanto per farla perché così andrò in paradiso. È un'abitudine, ragazzi. Non è perché mi viene voglia, io lo so, io l'ho sempre detto, io ho detto io la preghiera non la faccio tutti i giorni, io la faccio quando mi viene voglia di farla, perché sarei un bugiardo se io stasera voglio pregare a Gesù e non tengo voglia, quindi io so che Dio lo saprebbe e quindi non mi viene la voglia, io lo prego quando dico io. Cioè non devo essere che tutte le sere solo perché so che forse Gesù mi farà andare in paradiso, allora io tutte le sere faccio l'Ave Maria e Padre nostro. No, non va bene ragazzi, a me mi deve scattare la cosa mia, deve essere una cosa reale. Non posso fingere perché a Dio non lo posso fare fesso, ragazzi. Cioè se prego perché giusto perché io credo che tutte le sere sì, diventa una prassi, cioè tutte le sere ti fai Padre nostro, Ave Maria e cose, diventa una cosa fissa, come la gente che va in chiesa, oramai non vanno lì tanto perché vogliono sentire la messa, vanno per abitudine. Quindi Dio dice all'Apostolo San Tommaso, diciamo,
nulla è nascosto a me e al Padre, dice, quindi se non hai voglia di digiunare, non farlo, se non hai voglia di pregare, non farlo, quindi vediamo un Gesù sotto un aspetto un po' diverso rispetto a come ce l'hanno fatto capire a noi, diciamo, la Chiesa. In effetti qua ci sta un Gesù che parla un po' diverso, in effetti. E quindi alla Chiesa non conviene, ragazzi, dire che questo qua è originale, sarebbe da suicidi, in effetti, se, se dicono una cosa così, o no? Quindi ci sono 114 detti, cioè frasi pronunciate da Gesù che dice non fare qualcosa che a me, questo didimo giù da Tommaso. Queste sono le parole segrete che Gesù il vivente ha detto a Didimo giù da Tommaso, e lui ha trascritto. E lui disse come prima: chiunque trova l'interpretazione di queste parole non conoscerà la morte. Poi vi dico a qualcuno, giusto perché sono 114, ragazzi, sarebbe lungo. Gesù disse: coloro che cercano, cercano finché troveranno. Quando troveranno, resteranno turbati. Quando saranno turbati, si stupiranno e regneranno su tutto. Quindi vedete che ci sta un Gesù un po' diverso da come l'hanno descritto a noi. Poi vi dico il terzo: Gesù disse: se i vostri capi vi diranno vedete il regno è nei cieli, allora gli uccelli dei cieli vi precederanno. Se vi diranno è nei mari, allora i pesci vi precederanno. Invece dice: il regno è dentro di voi e fuori di voi. Quando vi conoscerete sarete riconosciuti e comprenderete di essere figli del Padre vivente. Ma se non vi conoscerete, allora vivete in miseria e sarete la miseria stessa. Quindi, come potete vedere, ragazzi, è un Gesù un po' diverso da come la Chiesa, diciamo, ce lo fa vedere. Quindi, diciamo, in effetti è un Gesù molto più duro, in effetti, non come siamo abituati a sentirlo. Quindi, diciamo, in effetti, il quinto, ad esempio, Gesù disse, queste sono tutte parole che ha riportato San Tommaso: sappiate cosa vi sta davanti agli occhi e quello che vi è nascosto vi sarà rivelato, perché nulla di quanto è nascosto non sarà rilevato, quindi in effetti rivelato. Quindi in effetti lui dice, in effetti tutto io saprò, in effetti, quindi se voi andate a pregare con voglia io lo saprò. Quindi in effetti è un Gesù un po'... Ah, ecco qua quello che Michele ti volevo far sentire. Il sesto dice: i suoi discepoli, i ragazzi, chiesero e dissero: vuoi che digiuniamo? Come dobbiamo pregare? Dobbiamo fare elemosine? Quale dieta dobbiamo osservare? Queste erano le domande che hanno fatto i discepoli a Gesù. E Gesù disse: non mentite e non fate ciò che odiate, perché ogni cosa è manifesta in cielo. Alla fine nulla di quanto è nascosto non sarà rivelato, e nulla di quanto è celato resterà nascosto. Sì, la sto leggendo ora, sì. Questa è la sesta, cioè i discepoli fanno delle domande a Gesù e Gesù dice non fate il digiuno se non volete, perché mentirete a voi stessi. Quindi non fate ciò che odiate, cioè se voi odiate fare il digiuno non lo fate, perché io lo saprò che voi lo fate senza voglia. Quindi come potete vedere Gesù era un po' più duro da come ce l'hanno insegnato a noi, ragazzi. Lui dice alla fine nulla di quanto è nascosto non sarà rivelato, perché ogni cosa è manifesta in cielo. Quindi in effetti se tu vai in chiesa tutti i giorni solo per il gusto di andare e credere che un giorno andrai in paradiso, è inutile che ci vai, tanto non ci andrai in paradiso, perché tu lo fai per abitudine, non lo fai perché tu credi in Dio e vai in chiesa, in effetti. Quindi perciò lui dice alla fine nulla di quanto è nascosto non sarà rilevato. Sì, questo è un Gesù molto duro in effetti, perciò io ho detto non hanno voluto farlo, diciamo, diciamo essere uno dei Vangeli
diciamo normali, perché hanno visto che è un Gesù un po' più duro rispetto a come ce l'hanno insegnato a noi. Quindi diciamo che è un po' diverso da quello che hanno imparato. Quindi, quindi diciamo ragazzi, addirittura sentite qua, questo è il 14esimo. Gesù disse a loro, cioè ai discepoli, ragazzi, se digiunate attirerete il peccato su di voi, se pregate sarete condannati e se farete elemosine metterete in pericolo il vostro spirito. Quando arrivate in una regione e vi aggirate per la campagna, se la gente vi accoglie, mangiate quelle che vi offrono e prendetevi cura dei loro ammalati. Dopotutto, quello che entra nella vostra bocca non può rendervi impuri, è quello che viene fuori dalla vostra bocca che può rendervi impuri. Quindi vedete, è un Gesù un po' diverso. Quindi vedete che non è come l'hanno, diciamo, insegnato a noi Gesù. Poi, ad esempio, un'altra cosa, Gesù disse: quando vedrete uno che non è nato da una donna, prostratevi e adoratelo, quello è il vostro Padre. In effetti, quando ci sarà quel giorno che nascerà uno che non è nato da una donna, prostratevi e adoratelo, quello è il vostro Padre. Quindi pensate un poco questo Gesù che cosa disse a questo San Tommaso, apostolo. E sentite questa qua, questa addirittura ragazzi è un po' più forte ancora. Gesù disse: forse la gente pensa che io sia venuto a portare la pace nel mondo. Non sanno che sono venuto a portare il conflitto nel mondo, fuoco, ferro e guerra, perché saranno in 5 in una casa, ce ne saranno 3 contro 2 e 2 contro 3, padre contro figlio e figlio contro padre, e saranno soli. Quindi lui dice che è venuto sì sulla terra, ma non per portare la pace, ma perché il mondo è corrotto e quindi a portare giustizia in effetti, quindi a portare diciamo la fine in effetti, quindi non come dice lui che è venuto a salvare i peccati nostri, in effetti la Chiesa si dice che lui è venuto qui e diciamo, ha cancellato i nostri peccati. Quindi in effetti è un Dio un po' più duro in effetti rispetto a quello Gesù un po' più duro, diciamo, che quello che ci hanno insegnato diciamo nella Chiesa in effetti. Quindi diciamo ragazzi che è un po' diciamo più rude, però poi un'altra cosa ragazzi, e questo è il numero 25, sì, è molto duro. Gesù disse: amate il vostro amico come voi stessi, proteggetelo come la pupilla del vostro occhio. Quindi su questo Gesù è sempre stato d'accordo. Il numero 26, Gesù disse: voi guardate alla pagliuzza nell'occhio del vostro amico, ma non vedete la trave nel vostro occhio. Quando rimuoverete la trave dal vostro occhio, allora ci vedrete abbastanza bene da rimuovere la pagliuzza dall'occhio dell'amico. Quindi dice, voi guardate il vostro amico che vi fa del male, in effetti guardatevi prima voi. Quando voi avete tolto la trave che sta nel vostro occhio, allora vedrete che il vostro amico non è poi tanto diverso da voi. Quindi vedete, è un Gesù un po' più duro in aspetti. Quindi è un po' diverso, ragazzi. Quindi in effetti perciò diciamo non è stato detto che era un Vangelo diciamo giusto, è stato apocrifo e basta. Quindi in effetti è così purtroppo. In effetti ce ne stanno un sacco, sono 100 e passa, quindi voglio vedere qualche cosa di più. Allora Gesù disse: se due persone fanno pace in una stessa casa,
diranno alla montagna spostati e quella si sposterà. Ciao Jasmine. Poi disse, beati coloro che sono soli e scelti, perché troveranno il regno, poiché da lì venite e lì ritornerete. Quindi in effetti è duro, però certe cose corrispondono a quello che dice la Bibbia normale, in effetti. Quindi in effetti questo Vangelo, quinto Vangelo, ragazzi, fa vedere un Gesù un po' più duro, in effetti. Quindi ad esempio un'altra cosa, ecco, questa è la 52, Michele, disse, i discepoli gli dissero, è utile o no la circoncisione? E Gesù rispose, se fosse utile, il padre genererebbe figli già circoncisi dalla loro madre. Invece la circoncisione nello spirito è diventata vantaggiosa da ogni punto di vista, quindi anche il fatto della circoncisione, in effetti, lui dice no, se no altrimenti io facevo nascere direttamente senza circoncisione, quindi ma certamente io credo in Dio, credo in Gesù, nello Spirito Santo, come sempre ho detto, non credo, non è che non credo nei santi o nella Madonna, credo che sono persone che stavano molto vicino a Dio, una è la madre, altre sono persone che erano servi di Dio, ma però non li venero, quindi non li prego in effetti. Quindi in effetti io credo che la Madonna è la mamma di Dio, credo che Padre Pio, come tanti altri santi, sono stati santi importanti, hanno fatto miracoli, ma non per questo io li devo pregare, quindi io prego il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, quindi in effetti io la penso così, in effetti, quindi posso pure sbagliare, però nella Bibbia sta scritto chiaramente anche nel quinto Vangelo che si deve pregare solo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Quindi non si va al Padre se non attraverso il Figlio. Quindi in effetti ragazzi io faccio così, anche se più volte io ho detto Padre Pio lo stimo veramente, è stato un santo veramente bravo. Quante volte mi vedo il film di Padre Pio che fa i miracoli, Marcellino Pane e Vino. Diciamo che io credo a loro, sì, io credo a loro, ma non li prego, nel senso che li venero oppure che faccio queste cose così. Quando devo pregare, prego a Dio, Gesù fammi stare bene, Dio fammi stare bene. Cioè, non è che io devo cercare il piacere a Padre Pio, poi Padre Pio deve chiamare Gesù, faccio l'esempio, Gesù deve chiamare il Padre, cioè se posso entrare dalla porta principale, perché devo fare il giro d'assoluto? Questo è quello che ma uno dice, ma quello giustamente quello lo fa perché lui lo può fare, però ragazzi la vedo un po' strana sta cosa in effetti, quindi preferisco pregare direttamente a Dio, non entrare dalla porta secondaria, voglio entrare dalla prima porta, quindi se posso trovare direttamente a Dio perché devo andare alla quinta porta per arrivare alla prima. Quindi questa è la cosa che dico io, no? Faccio prima a pregare a Dio. No, ma io a me, io dico, allora deve fare, Padre Pio deve fare l'intercessione, ma scusami, che io se posso entrare da, come dice Michele, posso entrare dal portone principale, perché devo farmi fare un'intercessione da Padre Pio, che lui deve cercare la... Vabbè, Michele ci prova. Federico, abbiamo trovato un... come si chiama? Un iscritto che fa il galante con te, quindi vediamo che si può fare. E vabbè, lascialo stare, corteggia le iscritte, ha detto che è bella, che deve fare? Ha visto la foto, Michele, dice mo ci provo. Sì, sì, ma pure io sono credente, ma non vado in chiesa, Sandra, quindi partiamo che pure io non vado in chiesa a meno che ci sta una comunione, una cosa così, allora ci vado poi, in effetti, però
se devo andare in messo, queste cose qua, no, qualche volta vado a prendere l'Eucaristia quando ci sta una comunione, una cosa, sì, però se ti devo dire che io vado, ti mentirei, a me non piace mentire, quindi ti dico io non ci vado, quindi se non in casi particolari, quindi partiamo da questo. Quindi è inutile dire che io vado a messa quando poi non è vero, quindi no, non sono praticante in effetti. Quindi a volte quando il prete mi vede qua si fa le croci, diciamo, perché dice che io faccio domande particolari, che lo metto sempre in difficoltà, quindi diciamo che scherzo io con lui, perché io incomincio a dire sempre le cose più strane, quindi il parroco di qua oramai si è abituato a me. Quando mi vede dice questo qualche cosa mi vuole domandare, si preoccupa. In effetti l'ultima volta sono andato lì, in effetti ho detto signor parroco, ho detto scusatemi una cosa, ho detto no, ma se Dio ha messo la mela nel paradiso, allora l'ha fatta apposta, no? Non poteva evitare di mettere la mela, sapeva che Eva se la mangiava. Allora l'ha fatta di proposito, quindi lo mando proprio da fuori al prete io. Quando vado là dice Giuseppe parla di che cosa vuoi ma non di religione, pensa un poco. Dico, ma scusami, no, facciano, se è onnisciente, no? Lui ha messo la mela, facciamo finta che sia la mela, no? Perché anche la mela non era poi al finale, il peccato era un altro. No, ma quello è professore di Vesuviano con la sorella, non è avvocatello. Michele, ma meraviglia, quello è il professore di Vesuviano. E non ci sta la foto di avvocatello, non è... Sì, lo so, la mela è una metafora, però io dico, capisci che voglio dire? In effetti, dico, perché ha messo sta mela se poi sapeva che se la mangiava, dico. Oppure gli faccio la domanda, dico, Scusate, signor parroco, no? E cose, no? Gesù ha creato il diavolo, no? Sapeva che quello, sapeva che quello si sarebbe ribellato a lui. Dico io, allora che l'hai fatto a fare? Tu lo sapevi, allora l'ha fatto apposta. E il prete giustamente va in difficoltà poi. Allora quando vado io dice evita di parlare di chiesa o di religione. Vabbè, mica, Federico, riesci, comparsi Federica, mo. Ragazzi, cercasi Federica. Quindi ragazzi diciamo che questo Vangelo apocrifo che la Chiesa ha dichiarato eretico è un Gesù un po' più duro di quello che siamo abituati noi, quindi la Chiesa poi con le famose parole che dice avrebbe condannato la Chiesa, quindi questo Gesù dice che non ci sta bisogno di pregare Dio attraverso gli edifici di pietra o di cemento perché Dio è ovunque, quindi condannerebbe tutti gli edifici che sono le chiese, tutti i conventi, perché dice che in effetti, come disse Gesù, Gesù disse andate per il mondo a portare la mia parola. Quindi Gesù non disse costruite edifici e portate la chiesa dentro qua e pregate il mio padre. Quindi Gesù ha sempre detto andate per il mondo a portare la mia parola. No, come sempre, purtroppo ci hanno sempre mentiti su tutto. Quindi, a parte, diciamo, tutto quello che ci viene detto, partendo dalla scienza, dalla NASA, dagli alieni, in effetti ci hanno sempre mentito su tutto. Quindi, non solo la religione, ma su tutto quello che ci sta in giro. Ciao, Lupus! Quindi, in effetti, ma perché è facile, no, Michele? Se dicevano che questo Vangelo era originale, la Chiesa doveva chiudere. Tu immagina tutte le chiese adesso chiuse perché questo Vangelo condannava gli edifici di pietra e cemento. In effetti era un Gesù che diceva che è facile, no? Quello dice, mostra soprattutto, ecco qua. In effetti quello dice il regno di Dio è dentro di te, è tutto intorno a te. Non è negli edifici di pietra e cemento. Spezza un legno e io ci sarò. Alza una pietra e lì mi troverai.
colui che trova il senso segreto di queste parole non assaggerà la morte. In effetti è un Gesù che ti dice che per pregare lui, il Padre, non è bisogno di un'istituzione, non è bisogno di un edificio. Allora, e chiaramente se la Chiesa avrebbe detto che era originale, automaticamente tutte le chiese dovevano chiudere, perché la gente lo poteva pregare in mezzo alla strada. Ovunque, diciamo, ovunque ci sono delle persone, dice questo Gesù, si può parlare. Sì, sì, Lupus, in effetti ci hanno sempre preso in giro, ci hanno sempre mentito, in effetti. Quindi questo è qua, il quinto Vangelo. In effetti non è il quinto, ragazzi. Si dice il quinto perché l'hanno detto loro. In effetti questo è il primo, perché risale prima degli altri quattro che poi hanno composto la Bibbia, ragazzi. Quindi i quattro Vangeli che poi hanno messo insieme e hanno fatto la Bibbia. Questo qua, in effetti, l'hanno detto che è il quinto, ma in effetti, andando in ordine di data al carbonio, questo qui è il primo. L'hanno detto che è il quinto, ma non è il quinto, in effetti è il primo Vangelo che è stato fatto da San Tommaso. Ma qui non si parla di crocifissione, non si parla, si parla dei detti di Gesù che ha detto all'Apostolo San Tommaso. Cioè è un Gesù diverso da come la Chiesa ce l'ha imparato, in effetti. È un Gesù più duro, è un Gesù un po' diverso. Quindi in effetti la Chiesa ce l'ha sempre nascosto, in effetti è stato tolto da mezzo, sta nelle stanze segrete del Vaticano, è eretico, quindi cioè è falso per loro, anche se la datazione a carbonio risale all'anno di Gesù. Quindi in effetti ragazzi, più di questo, in effetti sono stati fatti tutti, diciamo, datazione a carbonio, risale, è stato trovato a Nagamaki. Pensate un poco ragazzi, quindi è stato risalente al primo secolo, quindi è stato scritto in aramaico e tradotto in copto e poi tradotto, diciamo, in tutte le lingue. Solo che quando è uscito fuori queste parole, ragazzi, il Vaticano giustamente ha detto fermatevi, questo non è originale, questo l'ha fatto qualcuno. Sì, è un Gesù un po' tosto, un po' scomodo, quindi un po' più duro. In effetti le sue parole sono un po' più dure. Non è il Gesù che diciamo conosciamo in effetti. Quindi purtroppo la Chiesa, ragazzi, ci ha sempre ingannato, ma lo sappiamo che in effetti purtroppo se parlate con un prete, ragazzi, dirà sempre lo stesso perché comunque anche lui è stato, diciamo, ha imparato queste cose a memoria, quindi ragazzi, per lui dire una cosa come sto dicendo io è pazzesco per lui, quindi in effetti è una cosa Sentite qua, questa è la numero 29, in effetti, che ha detto Gesù all'Apostolo San Tommaso. Gesù disse, se la carne fosse nata a causa dello Spirito, sarebbe una meraviglia, ma se lo Spirito fosse nato a causa del corpo, sarebbe una meraviglia delle meraviglie. Eppure mi stupisco di come questa grande ricchezza si sia ridotta in tale miseria, cioè dice che noi siamo in effetti qualcosa molto di grande, però purtroppo presi dall'egoismo, dal benessere, presi da tutto ciò, siamo una miseria in effetti. Vedete che in effetti, diciamo, è un Gesù che è un po' duro in effetti. Quindi diciamo che questo Gesù in effetti non è quello lì che abbiamo di solito imparato. Quindi diciamo che è tosto come ha detto qualcuno, quindi non è un Gesù che ci fa fare come dice lui,
anche se lui dice se oggi non hai voglia di pregarmi, non farlo, se oggi non hai voglia di digiunare, non farlo, perché tutto ciò che tu pensi non mi è nascosto a me, quindi non lo fare. Quindi in effetti diciamo ce ne stanno un sacco ragazzi. Sto cercando qualcuno che forse posso leggere. Sentite qua, Gesù disse, beate voi quando sarete odiati e perseguitati, e non resterà alcun luogo dove sarete stati perseguitati. Quindi, come vedete, ragazzi, in effetti è un Gesù diverso, non come hanno detto. Gesù disse, distruggerò questa casa e nessuno sarà in grado di ricostituirla. Quindi, diciamo, è un Dio, non Dio, un Gesù un po' più duro rispetto a come ce l'hanno insegnato a noi. In effetti, anche ad esempio, dice: se tu sai che il ladro verrà a rubare nella tua casa, organizzati e cerca di non farti rubare, perché se non ti organizzerai, ti deruberanno e ti derireranno. Quindi dice: non aspettare che ti colpiscano prima, agisci prima tu. Quindi, come vedete, è un Gesù che è diverso. Invece nell'altra parte ci dice se ti danno uno schiaffo da una guancia, porgi l'altra guancia. Questo Gesù in effetti dice il contrario, dice se sai che stanno venendo, mettiti al riparo, cerca di difenderti, perché loro approfitteranno di te. Quindi non è un Gesù che dice porgi l'altra guancia, quindi è un Gesù un po' diverso ragazzi, non è come l'hanno detto a noi. Poi sentite qua, questo è il numero 85. Gesù disse: Adamo è partito da un grande potere e da una grande ricchezza, ma non era degno di voi, perché se fosse stato degno non avrebbe conosciuto la morte. Adamo, in effetto alla creazione, dice: Quando Adamo è partito, io gli ho dato potere su tutto, pure sulla morte. Gli avevo dato tutto, ma non è stato degno. E quindi non è stato degno, quindi ha conosciuto la morte. Quindi in effetti, come vedete, Gesù dice chiaramente che Adamo gli aveva dato tutto, aveva avuto fiducia in lui. Diciamo che ragazzi è un casino, in effetti. Poi sentite qua, Gesù disse: perché sciacquate l'esterno della coppa? Non capite che quello che ha creato l'interno è anche quello che ha creato l'esterno? Quindi vedete ragazzi, ci sono dei detti di questo Gesù che vanno oltre quello che noi pensiamo, in effetti. Poi disse, questo è il numero 94, Gesù disse, colui che cerca troverà e chi bussa entrerà. Quindi in effetti, poi quest'altra qua, questo è forte, Gesù disse, se avete denaro non prestatelo a interesse, piuttosto datelo a qualcuno da cui non lo riavrete. Quindi dice non dare soldi con l'interesse, ma piuttosto darlo a qualcuno che sai che non te lo darà mai più. Quindi vedete è un po' diverso da come ce l'hanno descritto.
Poi sta il numero 107, ragazzi, in effetti, che dice che a volte in effetti le pecore si smarriscono, però in effetti se una pecora si smarrisce, dice che Gesù andrà a prendere quella pecora smarrita solo perché le altre 99 sanno la via giusta, in effetti. Quindi non meravigliarti se io andrò a prendere la pecora smarrita, perché le altre è, diciamo, si è persa. Quindi non pensate perché io non ami le altre 99, è solamente che l'altra si è persa. Quindi non pensate che io non vi ami, è solo che l'altra si è persa. Quindi voi già state sulla retta via, tocca a me andare a prendere quella smarrita. Quindi, come potete vedere, ragazzi, questo Vangelo apocrifo, quindi il quinto Vangelo, come il Vangelo di San Tommaso, poi è chiamato in tante maniere, ma comunque è il Vangelo di San Tommaso, un Vangelo apocrifo che dalla Chiesa è stato detto che era eretico, dice tante cose che sono l'opposto quasi di quello che hanno raccontato a noi. Quindi in effetti nessuna chiesa mai potrebbe. Guarda Lupus, tu prova a trovare su Google il Vangelo di San Tommaso, il Vangelo apocrifo, e troverai tante informazioni, è pieno internet, quindi io l'ho preso da tante parti, quindi io sapevo già di questo Vangelo, non ho letto tutti perché sono 100 e passo di detti da Gesù che ha detto a questo apostolo, diciamo, Tommaso. In effetti qui non si parla di crocifissione, della vita di Gesù, qua si parla di una chiacchierata tra Gesù e San Tommaso. E San Tommaso ha solamente trascritto quello che Gesù gli ha detto, in effetti, quindi non è nulla di strano, in effetti. Solo che vediamo che è un Gesù diverso da come ce l'hanno detto. Quindi in effetti non è perché, diciamo, sentite qua, poi a finale questo qua, questo l'ho tradotto, il Vangelo di Tommaso Apostolo probabilmente è l'unico Vangelo che riporta le vere parole di Gesù Cristo, incomprensibilmente sconfessato dalla Chiesa Cattolica. Queste sono le parole che Gesù il vivente ha pronunciato e che Didimo Giuda Tommaso ha trascritto. Appare chiaro sin dall'inizio che Gesù aveva un altro tipo di insegnamento, quindi era una persona un po' più dura da come la conosciamo, dice. Quindi in effetti era semplice che la Chiesa purtroppo lo dichiarasse eretico. Sì, in effetti è interessante, però è molto severo. Però la cosa strana, Michele, è che questo qua è il quinto Vangelo, come dicono, ma in realtà è il primo. Perché se andiamo con la datazione di Carbonio, questo viene prima dei quattro Vangeli, quelli là che la Chiesa ha detto che sono buoni. Quindi in effetti lo chiamano il quinto Vangelo perché è stato scoperto dopo, però se andiamo per la datazione di Carbonio sarebbe il primo. Quindi in effetti è il quinto Vangelo perché è stato trovato nel 1945. Allora l'hanno chiamato il quinto Vangelo, però se dobbiamo andare per datazione è quello che proprio risale all'anno di Cristo, in effetti, in Palestina, in effetti. Quindi in effetti sarebbe, se vogliamo andare in ordine cronologico di storia, sarebbe il primo. Purtroppo la Chiesa in effetti poi ha detto che è il quinto, poi ha detto che è aprofico, diciamo, ha detto che no, diciamo che Gesù disse: chiunque ascolterà queste parole, la morte non gusterà. Il termine segreto in questo caso equivale a esoterico, quindi in effetti in questo Vangelo erano riservati a una ristretta cerca di iniziati preparati, diciamo, dall'Apostolo, in effetti, quindi da Tommaso, da Luca, da Giovanni, quindi in effetti Tommaso detto di Dimo. Quindi in effetti è un casino, ragazzi, quindi la Chiesa come sempre nasconde, l'ha fatto per secoli, quindi ci meravigliamo che l'avrebbe fatto adesso, dai.
Quindi in effetti questi sono i veri detti di Gesù. Poi nella Bibbia ci sta la vita, ci sta la passione, la crocifissione. Questa invece è una, diciamo, è una, diciamo, è una chiacchierata tra Gesù e l'Apostolo. E l'Apostolo giustamente riportava tutto sul papiro, in effetti. Quindi non è che Tommaso abbia fatto qualche cosa. Tommaso ha solo trascritto quello che Gesù diceva, in effetti. E difatti gli altri apostoli avevano detto che cosa ha detto Gesù, e l'apostolo questo qua, Tommaso, ha detto se ve lo dice, se ve lo dico non ci credereste. Quindi anche gli altri apostoli sono rimasti, diciamo, un po' perplessi, perché quando hanno chiesto che cosa aveva detto Gesù a lui, è rimasto un po' turbato. Dice, ragazzi, se ve lo dico non mi credete. Quindi in effetti anche gli apostoli avevano capito che Gesù aveva detto qualcosa di diverso da come di solito si presentava. Quindi ragazzi, provate ad andare su Google, dove volete voi. Ci hanno fatto anche il film su questo Vangelo Stigmate. Penso che molti di voi l'hanno visto, Stigmati. Che si deve fare? Nulla si deve fare, Lupus. Si deve credere in Dio, in Gesù e nello Spirito Santo e basta. Questo devi credere, in effetti. Purtroppo oramai con secoli e secoli di... No, no, col cellulare. In effetti ho il cellulare puntato sullo schermo del PC, del portatile, e poi faccio la diretta così normale. In effetti questo devi fare, Lupus, pregare Dio, Gesù e lo Spirito Santo, credere in Dio, credere in Gesù e basta. Questo devi fare, non devi fare altro. In effetti comportati sempre bene con il prossimo, aiuta quando puoi, lo puoi. Queste sono le cose più necessarie nella vita, aiutare il prossimo, fare del bene, avere rispetto di tutti, quindi questo è quello che si deve fare. Non è che si deve fare chissà che, in effetti. Sì, rivolgersi direttamente al principale è normale, non puoi cercare l'intercessione, ma non per il santo, ripeto, perché io tengo tutto rispetto per il Padre Pio, anche perché anche a me piace Padre Pio, ma perché semplicemente Dio dice di rivolgersi a Lui. Anche Gesù dice non andrete al Padre se non attraverso di me. Quindi più chiaro di questo dice non si arriva al Padre se non attraverso il Figlio. Quindi se no avrebbero detto potete rivolgersi anche ai santi, anche perché si crede. Sì, ma ognuno pure c'ha un santo, San Francesco, Sant'Antonio, sì, sono persone speciali. San Francesco era una persona bella, parlava con gli animali, era un santo uomo. Sì, Livia, controlla, poi mi fai sapere, sì. E poi in effetti era un santo, una persona di Dio. Io non dico che non era speciale, io dico che è speciale, come Padre Pio, come San Giuseppe. Semplicemente dico che quando si prega si deve pregare al principale, come San Michele Arcangelo. Quindi ci sono tanti santi. Io non dico che non sono persone speciali, eh. Io non dico che la Madonna è la mamma di Dio. Io dico semplicemente che va pregato il capo, chiamiamolo così, no? Il creatore, in effetti. O al massimo tu puoi chiamare, diciamo, il figlio attraverso il padre. Quindi la Bibbia questo qua ci ha fatto capire, perlomeno quello, ragazzi, diciamo, è quello. Poi se ci hanno nascosto pure questo, ragazzi, non lo so, se ci sta scritto da qualche parte e non l'hanno scritto loro, che possiamo pregare pure i santi, la Madonna e altro, però in nessun passo della Bibbia si trova scritto una cosa così. Se poi l'hanno tolto da mezzo, allora non siamo stati colpevoli noi, ma è stato colpevole chi l'ha fatto. Quindi in effetti è un peccato che Dio ci perdonerebbe, in effetti. Sì, ma d'accordo, ma non si mette... Sì, in effetti se noi siamo stati fedeli alla Bibbia e quindi abbiamo pregato a Dio,
Dio non ci potrà mai condannare perché sappiamo che noi abbiamo fatto quello che Lui ha scritto. Se poi hanno scritto male gli altri, allora la colpa non sarebbe la nostra, ma bensì di chi l'ha cambiata la Bibbia, quindi non saremo colpevoli noi, anche perché parliamoci chiaro, trovare la vera Bibbia per noi comuni mortali sarebbe proprio una cosa impossibile. Quindi trovare la prima vera Bibbia, come fai a trovarla? È impossibile. Forse, ma non credo che neanche loro ce l'avranno. Forse in Vaticano qualche cosa si trova. No, no, è sempre così, no. No, solo la mattina, in effetti, quando mi sveglio c'ho la voce più... Qualcuno se ne accorge quando... quando diciamo sono sveglio di prima mattina, ma poi la voce, diciamo, è bella chiara e forte tutto il giorno, in effetti. Vabbè, Michele, ma tu mi puoi mettere su Messenger? Vai su Messenger, fai prima. Fai Giuseppe Melchiorre e fai Messenger. Su Facebook, vai su Facebook e mi trovi, in effetti. Sì, sì, vai su Facebook, trovi Messenger e me li mandi, sì, sì. Vabbè ragazzi, vi saluto, abbiamo fatto una bella chiacchierata, quindi in effetti come sempre ci nascondono tutto e tutto, ma questo qua si sapeva già, quindi non è una novità, è solamente che forse qualcuno lo sapeva già, qualcuno no. In effetti tutto è falsato, in effetti tutto, non ci sta una sola cosa che è vera in realtà, quindi diciamo che viviamo raffi gargarismi, ho capito che è una voce chiara, sì, sì. La mattina non tanto. Michele, due per essere la spasimante, non si trova... Ah, eccola qua Federica, vedi che ci sta. Federica, qua abbiamo il nostro amico Michele. Quindi ragazzi, in effetti è così. Purtroppo non dipende, mi dispiace per te. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata. Abbiamo fatto una bella chiacchierata, quasi questa live è durata 52 minuti. Come sempre faccio proprio le live a livello proprio pazzesche. Ciao Lupus, vabbè la chiesa si sapeva, figurati. Come la NASA, NASA, Area 51 e Chiesa sono la stessa cosa più o meno. È come domandare alla NASA, esistono gli alieni? Uguale. Quindi non cambia nulla, se metti la NASA e metti la Chiesa, è la stessa cosa, ragazzi. Ah, mo Avvocatella, ma Avvocatella è sposata, mo. Michele, ma tu devi scegliere una che non è sposata. Michele, Avvocatella, complimenti, vedi? C'hai anche tu adesso uno spasimante. Michele, ti voleva mettere il cuoricino. Federica è impegnata, vabbè. Quindi, Avvocatella, si pensava che era tu nella foto, in effetti. Sì, ho capito, ma pure vedi che Avvocatella è più impegnata di Federica, è sposata, figli, quindi Michele non ti conviene. Vabbè, non ti preoccupare, Michele, la troveremo, prima o poi la troviamo. Tanto qua ce ne stanno 79.000, quindi uscirà prima o poi qualcuna. C'è la sfortuna, mica, che vuoi, però non ti preoccupare. 79.000 persone, stiamo quasi a 80.000 iscritti, non la troviamo una, dai. Sempre a trovare, mica. Non ti preoccupare, finché c'è vita, come si dice, ci sta speranza, quindi non molliamo. Guarda, io ti dico una cosa, no? Ti faccio il mio esempio, no? A volte tu quando stai che non ne vuoi sapere, no? Ti faccio un esempio.
arrivano proprio, ne arrivano troppe, quando invece ce l'hai non ne arrivano, quindi e sono periodi in effetti, quindi in effetti si vive a periodi, o quando troppo o quando nulla, quindi questo qua è il periodo diciamo a te del nulla, poi vedrai che ci sta il periodo del troppo e lì sarà il casino perché poi dovrai pensare qual è quella la giusta e quindi pure allora sarà un problema. Quindi pure allora diciamo sarà un problema perché se trovi 5-6 che poi ti fanno il filo, come farai a capire qual è quella giusta? Quindi come vedi il problema rimane sempre, quindi non disperiamo perché alla fine, come si dice, dopo lo scuro c'è sempre il sole ragazzi. Quindi dopo la notte arriverà sempre il sole ragazzi. Ve lo dice uno che è stato sole, notte, notte, sole. Quindi, no, vabbè, sei stata chiara, in effetti hai detto sono impegnata, quindi pure avvocatella è impegnata perché è sposata, quindi in effetti non è perché vogliamo dire a Michele, purtroppo è così. Dobbiamo trovare una non impegnata. Dopo, se tu pure cerchi una compagna, la dobbiamo trovare anche per te. O già stai impegnato pure tu? Francesco si è perso nel frigorifero secondo me. Buonanotte Michele. Secondo me Francesco è partito con la diretta e poi secondo me si è azzeccato nel frigorifero questo. La scusa del pollo e delle carote. No, stai impegnato, meno male, Lupus. Uno e meno perlomeno. Vabbè, così ci informiamo ragazzi. Così se capita uno piglia la palla a balzo e ci prova. Che vedi ci sta un amico. Ma ultimamente stava pure a Stellar che voleva conoscere a chi a Marica, però non ci fu nulla da fare e niente. Il mio amico, quello dell'osservatorio, la voleva conoscere, però pure lei disse che stava impegnata, quindi non c'è stato nulla da fare. Vabbè ragazzi, buonasera a tutti, ci sentiamo domani, buonanotte a tutti, ciao Federica, ciao Avvocatella, ciao Lupus. Quindi se qualcuno ha dubbi ragazzi andate su Google, il Vangelo di San Tommaso, apocrifo, il quinto Vangelo, basta scrivere così e esce subito tutto in effetti, quindi lo leggerete quello che vi ho detto io, lo vedrete che è tutto vero in effetti. Ciao a tutti ragazzi e buonanotte. Ciao Michele, ciao Avvocatella, ciao Federica, ciao Lupus.